Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. I funerali del Papa sul Sagrato di San Pietro. Quasi 1000 cardinali e vescovi hanno concelebrato la solenne messa cantata davanti ai leader della terra e a una folla immensa di 200.000 persone. Anche in Sicilia momenti di partecipazione. A Palermo, dalle campane delle chiese a mezzogiorno l'addio a Francesco, a Mazzara, pescherecci a sirene spiegate. I potenti del mondo riuniti in piazza San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Presente anche Zelensky che prima della cerimonia ha incontrato Trump e dopo Macron. Roma blindata, 4.000 agenti schierati, 2.000 i droni. L'ultimo viaggio terreno di Francesco a bordo di una pappamobile, migliaia i fedeli radunati lungo il percorso di 6 chilometri da San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo della tumulazione. Le altre notizie: allarme sanità in Sicilia, si teme un buco da 40 milioni sui progetti per i nuovi reparti di terapia intensiva e pronto soccorso finanziati in era Covid. Già la Corte dei Conti lo scorso febbraio aveva bacchettato la regione. Catania, la crisi della ST Microelectronics, da domani cassa integrazione a 0 ore per 2.500 lavoratori. Preoccupati i sindacati chiedono garanzie per l'occupazione. Il declino di Via Crociferi, uno dei capolavori del barocco catanese, oggi invaso da erbacce e rifiuti, disappunto anche dei turisti, bellezza e sporcizia, è un vero peccato. Calcio, in Serie B si infiamma la corsa ai play-off, domani la sfida fra Catanzaro e Palermo, Dionisi carica la squadra, è il momento di essere uniti. In Serie C, quinto posto in palio al Viviani fra Potenza e Catania. Diretta TV in chiaro su Telecolor. Sfide e verità per Messina e Trapani che in 90 minuti si giocano l'intera stagione. Bentrovati. Sul Sagrato di San Pietro i funerali solenni di Francesco, 200.000 persone fino in fondo a Via della Conciliazione hanno seguito la cerimonia. In Sicilia numerose le iniziative per rendere omaggio al Papa, definito dalla Chiesa pastore semplice, sempre attento agli ultimi. Nelle chiese di Palermo le campane a mezzogiorno hanno suonato a morto. Marco Gullà. Le campane della cattedrale di Palermo, terminati i funerali del Santo Padre, suonano a morto nel silenzio più assoluto. Il mondo ha dato l'addio a un Papa immenso, illuminato dalla sua fede e dalla sua profonda umanità, con il rito dei funerali che abbiamo seguito in parte con il parroco dello Sperone. Papa Francesco, nella sua visita a Palermo nel 2018, fece tappa proprio in questa parte di città. È incredibile la presenza che c'è in questo momento in piazza di ogni tipo, dalle autorità ai potenti del mondo, la gente comune, i ragazzi, c'è il giubileo degli adolescenti in questo momento in corso, ci sono anche i nostri ragazzi di Roccello e di Sperone col gruppo scout che sono lì. È bellissimo, ecco, questo momento perché ci dice la fraternità che il Santo Padre ha saputo alimentare nella vita della Chiesa, ma anche ad est, non solo ad intra, a livello ecclesiale, ma anche con le diverse realtà che a volte non accettano appieno la visione cristiana cattolica. Con Don Ugo assistiamo ad alcuni passi della celebrazione, la bara semplice, come era Papa Francesco. Ora chiediamo a te di pregare per noi e che dal cielo tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero. La conclusione dell'omelia del cardinale Giovanni Battista Re. In Sicilia diverse le iniziative per rendere omaggio ad un grande Papa, come al porto di Mazzara del Vallo, dove stamattina per alcuni minuti i pescherecci ormeggiati in banchina hanno fatto suonare le sirene e le trombe in segno di omaggio nei confronti del Papa degli ultimi.
Da Brescia a Rebibbia fino al carcere di Regina Coeli, dove Francesco è stato fino a 3 giorni prima di morire, alcuni detenuti hanno seguito i funerali del Papa sui televisori negli spazi comuni dei penitenziari e a quanto si apprende alcuni di loro avrebbero anche chiesto e ottenuto il permesso di essere in piazza San Pietro per partecipare ai funerali. I potenti del mondo riuniti in piazza San Pietro per l'ultimo saluto al Papa, presente anche Zelensky che prima della cerimonia ha incontrato Trump e dopo Macron. Roma blindata con 4.000 agenti, 2.000 i segnali emessi dai droni che controllano i cieli. Emanuela Corsi. Presidenti, leader mondiali e teste coronate. Il mondo si è riunito in piazza San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco. In prima fila, come deciso dal protocollo Vaticano, il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni in taglier nero e capelli raccolti e il Presidente dell'Argentina Milei, paese che ha dato i natali a Bergoglio. Tra gli altri capi di Stato, Trump, Zelensky, Starmer, la Presidente della Commissione von der Leyen e tutti i leader europei. Il Presidente americano con la moglie Melania in nero con la veletta sul capo ha reso omaggio al Papa in Basilica. Poi sul sagrato l'inquilino della Casa Bianca ha stretto la mano alla Presidente della Commissione von der Leyen poco prima dell'avvio della cerimonia. Un incontro che sembra propedeutico al futuro vertice di Roma. Attesa la presenza di Zelensky, incerta fino all'ultimo per importanti incontri militari. Il presidente ucraino, abbandonata per un giorno la mimetica, ha fatto il suo ingresso in abito scuro in piazza San Pietro tra gli applausi. Zelensky a Roma ha incontrato il presidente Trump. Tra gli assenti, senza troppe sorprese, Putin, Xi Jinping e Netanyahu, che hanno scelto di inviare dei delegati. La tensione tra lo Stato ebraico e la Santa Sede è ancora alta dopo le accuse di Francesco sui bombardamenti a Gaza. E al termine dei funerali Zelensky ha incontrato anche in un bilaterale il presidente francese Macron. L'ultimo viaggio terreno del Papa a bordo di una papamobile, appunto. Migliaia i fedeli radunati lungo il percorso di 6 chilometri a Roma, da San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo della tumulazione. Desire Ferlito. Sono le 12:10 quando il feretro del Papa lascia piazza San Pietro. Una pausa sul sagrato e ancora un lungo applauso per salutare il vescovo di Roma venuto dall'altra parte del mondo. Il rientro a San Pietro ai piedi dell'altare per il rito della preghiera, per poi uscire dal lato destro della basilica, dove ad attenderlo per il suo ultimo viaggio terreno c'è una papamobile, la stessa utilizzata dal Papa per un viaggio in Oriente. Migliaia i fedeli radunati lungo il percorso di 6 chilometri da San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, luogo della tumulazione. Il corteo, iniziata alle 12:30, ha percorso Corso Vittorio, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, con il Colosseo sullo sfondo, luogo caro al Papa per la Via Crucis del Venerdì Santo, fino ad arrivare in fondo a Via Merulana, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove il Santo Padre è arrivato alle 13 per la tumulazione, che sarà in forma privata. Niente fronzoli, orpelli o oro. La tomba di Jorge Mario Bergoglio rappresenterà ciò che il Santo Padre ha professato, sobrietà e umiltà, un'incisione composta dalle 10 lettere che compongono il suo nome, Franciscus. Le altre notizie: sanità in Sicilia, il governo vuole vederci chiaro sui progetti per i nuovi reparti di terapia intensiva e pronto soccorso finanziati in era Covid. Risulta un buco da 40 milioni che metterebbe a rischio l'intero finanziamento da 300 milioni. Già la Corte dei Conti lo scorso febbraio aveva bacchettato la Regione. Orazio Longo. I conti non tornano, 40 milioni di euro, e questo l'ammontare del buco che il Ministero della Salute avrebbe contestato alla Regione Sicilia in merito ai nuovi reparti di terapia intensiva e pronto soccorso finanziati in era Covid. Secondo un monitoraggio che ha valutato 39 interventi, risulterebbero contratti 40 milioni di euro in più rispetto al piano elaborato lo scorso agosto per lavori in assenza di copertura. E questo metterebbe a rischio l'intero finanziamento da 300 milioni di euro. A riportare la nota del Ministero recapitata a fine marzo agli uffici della Regione è
Repubblica Palermo, ma già la Corte dei Conti aveva bacchettato la Regione a fine febbraio nella relazione sulla gestione delle risorse sanitarie destinate al rafforzamento della rete ospedaliera, sottolineando come la programmazione regionale non fosse conforme al target nazionale, perché la somma dei 253 posti letto programmati di terapia intensiva e dei 318 posti letto di terapia subintensiva non raggiungevano la soglia dei 720 posti letto complessivi, con uno scarto di 149 unità. L'assessorato regionale all'economia ha chiesto chiarimenti urgenti ai manager delle aziende sanitarie beneficiarie degli interventi, tra cui 7 a Catania, 6 a Palermo e 4 a Messina, mentre l'assessore alla salute Faraoni ha scritto al neoriconfermato dirigente della pianificazione strategica Salvatore Iacolino affinché rediga una puntuale e dettagliata relazione che individui la soluzione per scongiurare il mancato raggiungimento del target. Sconcertante in rete, pubblica sui social un post con un ritratto del padre, il boss Torina, e riceve decine di commenti entusiasti con apprezzamenti per il capo di Cosa Nostra morto in carcere dopo la condanna a 26 ergastoli per altrettanti omicidi e le stragi di Capaci e via D'Amelio. Giuseppe Riina, terzogenito del boss di Corleone, non è nuovo a provocazioni del genere, e tra i commenti c'è chi chiede se il quadro sarà messo in vendita, come fosse una cosa importante. E il figlio del padrino, che ha scontato una condanna per mafia, annuncia che lo metterà all'asta con tanto di biglietto autografo, e la conferma, se ce ne fosse bisogno, del delirio che in certi, troppi casi consentono i social. Veniamo a Catania, la crisi della STM, da domani scatta la cassa integrazione a 0 ore per 2.500 lavoratori dello stabilimento catanese, preoccupati i sindacati che chiedono garanzie per l'occupazione. Tonino De Mana. Inutile nascondersi dietro un dito. La crisi c'è e i dati dell'ultimo trimestre confermano le preoccupazioni dei sindacati. Scatta così la seconda tranche della cassa integrazione ordinaria a 0 ore per 2.500 lavoratori del sito catanese di STM. La prima era stata a marzo. In mezzo gli incontri istituzionali. A Catania presente il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso, e a Roma al ministero, dove i sindacati e i vertici del colosso italo-francese si erano confrontati su progetti di investimenti. Gli investimenti dal punto di vista industriale, le ST nella nuova parte chiamata Campus vengono confermati, però purtroppo sappiamo bene che nella parte dello stabilimento storico ci saranno delle realtà produttive che verranno totalmente chiuse e i lavoratori e le lavoratrici saranno probabilmente spostati in questa nuova realtà. Rassicurazioni ma anche preoccupazioni. Questa dimostrazione purtroppo che la crisi in ST continua. Adesso attendiamo una nuova convocazione, aspettiamo che sia il governo che la regione possano intervenire fortemente, possano intervenire in maniera decisiva. Da domani fino al 4 maggio scatta la cassa integrazione. Nel sito catanese resteranno tutti a casa, ad eccezione di un presidio di poche unità lavorative. Sempre a Catania, una guardia giurata in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro ha avuto un timpano perforato per un colpo ricevuto nel tentativo di sedare una lite tra parenti all'interno dell'ospedale. Lo rende noto la CGIL, esprimendo massima solidarietà al dipendente della Mondialpol e denunciando la gravità dell'episodio. Il declino di Via Crociferi, un tempo set cinematografico, oggi una delle tante strade di Catania mortificate dal degrado. Unanime il coro dei turisti, bellezza e sporcizia, un vero peccato. Tonino De Mana. Storia di una capinera, il Bellantonio, i Viceré, Mimì Metallurgico. Pellicole che hanno esaltato il fascino e il barocco di Via Crociferi, un tempo set cinematografico, oggi una delle tante strade di Catania dove il verde non è arredo ma degrado. Lo trovi ovunque, a terra e nelle pareti, tra l'altro imbrattate, così come le indicazioni turistiche. Indecorosi affreschi che mortificano ogni sforzo di rilancio e che fanno il paio con l'immancabile azione degli incivili. Questa comitiva romagnola si guarda intorno, osserva le bellezze storico-artistiche che purtroppo sono circondate da erbacce e rifiuti. Tutte queste erbe che si vedono vicino a questi monumenti sono un pochettino di degrado. Sarebbe bello insomma avere maggiore cura, tutto qui. Concetto ribadito da alcuni turisti toscani. Bella ma ha lasciato un po' andare, onestamente da turista bellissima, però venendo a Firenze noto che c'è molta trascuratezza. Che differenza c'è tra il centro storico di Firenze e il centro storico di Catania?
che il centro storico di Catania è, culturalmente forse barocco, molto più carico, però è un po' più lasciato andare. Mi sembra che sia una delle città più belle che ho visitato. Chiaro che se si potesse magari ripulire un attimino i muri vicino a queste splendide chiese sarebbe una bella cosa, sì. Catania bella e sporca, quante volte abbiamo sentito questa frase che indigna, specie chi ha puntato tutto sul turismo. Vuole lanciare un messaggio al sindaco Trantino? Di venirsi a fare una passeggiata in via Crociferi, lo accompagnerò volentieri a fargli vedere tutto lo schifo che c'è in via Crociferi. Sarebbe meglio tornare alle immagini in bianco e nero, in modo che il verde dei rovi non sia riconoscibile. Ha ragione Tonino De Mana. A Favignana 2 uomini sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno sorpresi a smaltire rifiuti e materiale di demolizione, naturalmente senza autorizzazioni. I centri storici cominciano a riempirsi di turisti, bar e ristoranti lavorano di più, soprattutto in questi giorni di ponte. In molti casi però i giovani sono sottopagati. A Siracusa la CGIL propone al comune di dare la licenza soltanto ai locali che garantiscono un salario minimo di almeno 9 euro. Francesco Aloi. Salario minimo di 9 euro l'ora o niente licenza. È la proposta che la CGIL lancia al comune di Siracusa. Il turismo va a gonfie vele e a Ortigia fioccano bar e ristoranti. Spesso però i lavoratori sono sottopagati. Se da una parte la narrazione che viene data soprattutto da parte dell'amministrazione è quella di una crescita dei numeri, degli investimenti e della produttività del turismo, dietro le quinte si nasconde il sottosalario, il lavoro sfruttato, è una piaga assolutamente che va affrontata. Se la proposta dovesse diventare realtà, Siracusa sarebbe il primo comune in Sicilia ad adottare una misura già attiva in diverse città, tra cui Milano, Firenze e Napoli. Io credo che il comune abbia da questo punto di vista gli strumenti e anche l'obbligo di lottare nei confronti del lavoro povero, del lavoro grigio, del lavoro nero. Tra i lavoratori dei locali del centro ci sono tanti giovani, ragazze e ragazzi che hanno deciso di non emigrare, ma spesso restando qui sono costretti a fare i conti con lo sfruttamento. È uno dei motivi per cui anche i nostri giovani scappano via appena possibile, perché trovano condizioni sicuramente migliori. È proprio il settore del turismo, in particolare la ristorazione, fa gola alla criminalità. Lo ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia Cracolici. Indispensabile quindi intensificare i controlli. Restiamo a Siracusa, insulti e croci celtiche anche contro le forze di polizia. È l'amara sorpresa che Sinistra Italiana ha trovato davanti alla sede, alla borgata Santa Lucia, il giorno dopo le celebrazioni del 25 aprile. Per il segretario provinciale Zappula è una chiara offesa all'antifascismo e non è la prima volta che la sede viene presa di mira dai vandali. Nel giro di pochi mesi questo è il 3° episodio. Agrigento, capitale della cultura, si parte, dopo ritardi e polemiche, arrivano i primi eventi. Davide Sardo. Agrigento è capitale della cultura 2025, ma finora più polemiche che eventi. Tra ritardi e dimissioni adesso qualcosa si muove. La presidente della fondazione, Maria Teresa Cucinotta, ha rotto il silenzio e presentato i primi appuntamenti. Si parte domenica 27 aprile con la cultura dell'ascolto. Protagonisti i viennesi del Kangl Forum Wien. 3 gli eventi: concerto al Teatro Pirandello, performance musicali in città il 1° maggio e gran finale il 3 maggio con una maratona sonora al Teatro dell'Efebo tra musica e degustazioni. Intanto a Lampedusa arriva Tania Bucal con Hospitium, progetto su identità e accoglienza. Non è vero che sono progetti calati dall'alto, che invece cercano il contatto col territorio. Questo secondo me è molto importante, perché finalmente si capirà questo senso della Agrigento capitale della cultura e questo volere anche essere sul territorio. Segnali concreti finalmente per un anno da capitale che ha ancora tutto da raccontare. Telemarketing senza controlli, truffe telefoniche, cellulari che squillano insistentemente a tutte le ore del giorno, cittadini esasperati e spesso vittime di raggiri
che costano migliaia di euro. Se ne parlerà con ospiti e approfondimenti nella nuova puntata de Il Punto di Luca Ciliberti, in onda oggi alle 14.30 in diretta su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Nella seconda parte riflettori accesi sul turismo, con un focus dedicato alle isole minori siciliane. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, domani il Palermo in campo al Ceravolo per sfidare il Catanzaro, in C quinto posto in palio tra Potenza e Catania. State con noi. Calcio, vigilia di match per il Palermo che domani al Ceravolo sfiderà il Catanzaro, rosanero che sorridono per i risultati delle dirette concorrenti ai play-off. Marco Gulà. I risultati di ieri con le sconfitte di Bari e Cesena danno una spinta al Palermo verso la qualificazione ai play-off. Fare il risultato per il rosanero domani a Catanzaro potrebbe rappresentare una sorta di ipoteca sul piazzamento nei play-off e addirittura vincere permetterebbe ai siciliani di agganciare proprio i calabresi al sesto posto. Un bivio fondamentale quello di domani al Ceravolo. Il Palermo ha quindi una ghiotta occasione per tornare in corsa per posizioni più prestigiose. Dionisi in questi giorni di pausa legati al rinvio del match con la Canarese ha lavorato molto sull'aspetto mentale dei suoi uomini. Dobbiamo essere, ripeto, dentro ogni partita equilibrati, perché se la partita dice qualcosa devi rispettare quello che sta dicendo la partita. Noi delle volte siamo andati un po' oltre quello che diceva la partita, ci sono dei momenti di stasi nella partita, devi capirlo, devi accettarlo, andarci sopra e poi eventualmente tirar fuori qualcosina in più. In difesa il rientro di Ceccaroni dal primo minuto permette di ricostruire il terzetto arretrato che aveva trovato continuità prima della trasferta di Bari. A completare il reparto ci saranno Bania schierato sul centro-destra e Magnani. Segre, rientrato dalla squalifica, è largamente favorito su Verre per un posto sulla tre quarti. In attacco Brunori agirà sulla sinistra a supporto dell'unica punta, il bomber Pogliampalo. Catanzaro che vorrà difendere il sesto posto con i gol del capocannoniere di Bigliemmello. Domani fischio d'inizio alle 15. In Serie C il quinto posto in palio al Viviani tra Potenza e Catania. In segno di lutto, niente conferenza stampa di Toscano. Recuperato, Guglielmotti potrebbe partire dalla panchina. Diretta TV in chiaro su Telecolor, fischio d'inizio alle 20. Francesco Triolo. Con l'Avellino ormai promosso in Serie B, gli ultimi 90 minuti saranno decisivi per i piazzamenti playoff e il Catania deve difendere il quinto posto dall'assalto del Benevento e del Potenza, avversario domani sera dei rossazzurri. Traguardo che potrà essere raggiunto vincendo in Lucania o pareggiando, a patto che il Benevento non vinca sul campo del Giuliano. Gli etnei oscillano tra il quinto e l'ottavo posto finale, piazzandosi al quinto, sesto, settimo posto. Disputeranno in casa il primo turno nella fase del girone dei playoff, disponendo i 2 risultati su 3 al 90° per il superamento del turno. La vigilia di oggi è di silenzio, annullata la conferenza stampa di Mimmo Toscano in segno di partecipazione al lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Sul fronte squadre atteso il rientro in gruppo di Guglielmotti, assente per infortunio dal 23 febbraio, ma difficilmente avrà una maglia titolare. Toscano dovrebbe confermare Celli in difesa con Di Gennaro e Gherardi, a centrocampo Raimo e Anastasio sulle corsie esterne con De Rosa e Di Tacchio in mezzo, anche per l'assenza di Quaini. In avanti Jimenez e Lunetta dovrebbero essere prescelti per giocare alle spalle di Inglese, da capire quanti saranno i minuti che l'attaccante giocherà. Al Viviani clima piuttosto caldo, biglietti a partire da 5 euro per tentare l'assalto al quinto posto, ma il Catania non avrà tifosi al seguito per le prescrizioni del prefetto di Potenza, che ha valutato la rivalità tra rossazzurri e sostenitori del Foggia impegnato a Picerno, pochi chilometri dal capoluogo. Così, per evitare possibili incontri, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti rispettivamente nella provincia di Catania e in quella di Foggia. La gara tra Potenza e Catania verrà comunque trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor dalle 19 maxi versioni di diretta stadio, 4 ore di trasmissione con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti del prepartita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima da allenatori e giocatori, tutti i risultati di verdetti della stagione regolare, incluso il quadro completo di play-off e play-out. Il Messina spera nei play-out, il Trapani nel 10° posto. Sfide verità contro Juve Next Gen e Casertana. Gli ultimi 90 minuti si preannunciano infuocati. Sergio Colosi.
Il play-out passa da una vittoria al Francoscoglio contro la Juventus Next Gen. Domani sera il Messina può centrare un traguardo importante, scortato dall'affetto dei suoi tifosi e abbandonato da una società fantasma inadempiente. La Juventus, già qualificata ai play-off, ha numeri straordinari nel girone di ritorno, preceduta soltanto da Avellino e Cerignola. Al Messina però servono i 3 punti per raggiungere lo spareggio salvezza. Stessa formazione di Foggia, le uniche novità in panchina, assente lo squalificato Ingrosso, recuperato De Sena. Dalle sfide Picerno Foggia e Trapani Casertana potrebbe uscire l'avversario nel play-out del Messina. I Granata si giocano residue speranze di agganciare i play-off, ma oltre ad un eventuale successo contro i Campani, occorre una sconfitta casalinga del Giuliano con il Benevento. Il prolungamento del contratto di Aronica, 3 vittorie dal suo ritorno, è un segnale di fiducia di Antonini, assenti Toscano e Silvestri, confermati Barosi in porta, Kragel e Ruggero trequartisti con Anatriello unica punta. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.